Oltre 380 i formaggi in gara a Caseus Veneti 2015 a Villa Contarini e Piazzola sul Brenta. Grazie ai nostri casari veneti, maestri nel trasformare la materia prima, il latte, in formaggi di pregio, nonostante il calo importante dei consumi che non ha risparmiato i formaggi, le grandi DOP del Veneto, ben 18, continuano a crescere. Gli allevatori veneti ormai producono un prodotto di qualità, i nostri trasformatori sono i migliori al mondo, dobbiamo solamente comunicare, imparare a comunicare e vendere. Negli ultimi 4 anni, dati a Prolav, le DOP venete sono cresciute del 4,5% in termini di tonnellate di formaggio a marchio prodotto e pari a 61.000, segnando un più 5,3% nell'utilizzo di latte locale, ovvero 724.000 tonnellate, garantendo così la difesa degli allevamenti locali. A tutti i concorsi nei quali noi andiamo a partecipare i nostri formaggi vincono le categorie, si stancano di invitarci perché le qualità nostre sono sicuramente le migliori, quindi ancora un appello ai consumatori: consumate veneto, consumate sano e rimarrete sicuramente contenti anche sotto il punto di vista gustativo. Sul podio anche quest'anno la qualità di Latteria Soligo, che si impone a Caseus Veneti con formaggi DOP stagionati ma anche tipici, tradizionali e affinati. E qui abbiamo qualcosa che è da indefinito, da Morlacco a Bastardi, andare a quelli che sono i nostri DOP, perché le DOP hanno qualcosa di meraviglioso, perché da Grana Padano a quelli che ci sono, Montasio, Asiago. Presente anche Luca Zaia, presidente del Veneto, che incita i produttori a uscire dai confini nazionali. Caseus Veneti può diventare Caseus Veneti World, cioè mondo, e quindi avere anche il coraggio di affrontare grandi sfide, grandi confronti, grandi dibattiti con i formaggi più importanti a livello nazionale e a livello internazionale.